Buonasera, buon lunedì, bentrovati a Corner. Arriviamo a questa trasmissione dopo la prima sconfitta interna in campionato per il Catania, quella contro il Latina di ieri. Ne parleremo nel corso della nostra trasmissione, lo faremo con Alessandro Vagliasindi. Buonasera. Con Angelo Patanè. Buonasera, non ci voleva. Non ci voleva. Basta, ci siamo intesi. Sì. Vado un attimo da Angelo Micale, buonasera e bentrovato. Buonasera a voi. E poi dall'altra parte dello studio dove c'è Giulia. In nero. Buonasera Angelo, buonasera a tutto lo studio, saluto anche a voi amici e amiche da casa. Vi ricordo che se volete interagire con lo studio potete farlo tramite il nostro numero WhatsApp 342 771 2855. E allora andiamo adesso nell'altro studio, nello studio VIP, dove ci sono i cugini. Buonasera ragazzi. Buonasera. Oggi un saluto importante, Antonio. Oggi abbiamo il compleanno di Simona Zuccarello che salutiamo. Assicutaguer che salutiamo. Benissimo, grazie, ci sentiamo fra poco ragazzi. Come sempre per cominciare c'è la nostra copertina, ce la godiamo, il montaggio di Ottavio Longo e rivediamo questa partita. E davanti a un pubblico importante come quello dell'Angelo Massimino si gioca l'11ª giornata di questo campionato, una partita più complicata dell'altra. Anastasio che invece mette il centro e il pallone che arriva all'interno dell'area di rigore. Mentre incredibilmente la palla messa facile per l'inserimento di D'Andrea. Gran tiro di Peterman di sinistro, bravissimo Peters ad allungarsi e metterla in angolo. Era un pallone indirizzato all'angolino. Attenzione, adesso soffriamo il gol del Latina. Ercolano, ci prendono sempre ripartenza. Ercolano la piazza, facile. E bisogna essere ora cattivi, andare a cercare la palla, andare a cercare l'incornata vincente. Poi la palla girata di testa, allontanata con un'altra rimessa al fondo. Limite la rigore, Grazia in maniera assoluta in prova il suo piattone che grazia Javin Peters, perché alla fine di questa partita il Catania, tra una pioggia di fischi, esce dallo stadio Massimino con una vittoria per il Latina, tutti a festeggiare. Roberto Rocco Moscaglia, molto da riflettere per Domenico Toscano. Molto da riflettere, diceva ieri Angelo Patanè alla fine del suo commento alla partita. Riparto da Angelo Micale questa sera. Quanto c'è da riflettere? Tanto? C'è stato molto da sbadigliare, più che altro durante la partita, nel senso che bisogna per forza di cose adoperare delle frasi fatte che nel calcio purtroppo sono un must. Catania ha staccato la spina, ma forse non da questa partita, forse da qualche partita in qua, diciamo, non è più quello di un tempo. E c'è qualcosa che non funziona più, si comincia a non trovare più delle soluzioni, soprattutto mi sembra di capire a centrocampo, dove la squadra soffre in maniera, qualsiasi tipo di squadra si metta là, a meno che non trova una squadra tipo Altamura che diciamo concede un po' di spazi, quando incontra queste squadre che si mettono lì, diciamo, a difendersi, diventa molto complicato per il Catania. Se poi aggiungiamo anche il fatto che, a proposito di staccare la spina, qualcuno ha staccato anche la concentrazione. A proposito di questo mi facevano notare stamattina al supermercato come un giocatore ospite vostro lunedì scorso aveva dichiarato che era importante la concentrazione, la testa. Purtroppo proprio lui è stato quello che una mancanza di concentrazione ha portato poi al gol del Latina. Ma
bisogna far passare questo periodo in qualche maniera e sperare che soprattutto il Catania riesca a recuperare al più presto dei giocatori che sono fondamentali a centrocampo, perché così mi sa che non può andare avanti, perché alcuni giocatori non riescono assolutamente a tenere determinati ritmi. Alessandro? Beh, Angelo, quello che ieri mi ha più impressionato in negativo è proprio la peculiarità che questa squadra aveva e che sempre ha avuto e che ieri proprio non si è neanche vista lontanamente, cioè quell'intensità, quella cattiveria agonistica, quella voglia di recuperare velocemente il pallone con la pressione, la capacità di vincere i duelli, perché poi è stata una partita di duelli, le due squadre più o meno avevano lo stesso disegno tattico, era una partita che doveva indirizzare sui duelli, sulle sovrapposizioni, sulla superiorità negli ultimi 20 metri. Catania ieri è andato un po' a braccio, ed era anche un braccio corto, cioè un braccio che non riusciva a disegnare sul rettangolo verde delle trame realmente in grado di impensierire il Latina. Sono state tutte azioni quasi scolastiche, senza il pensiero all'interno dello stadio che potesse accadere qualcosa di veramente importante, se non nell'occasione di D'Andrea sul cross di Guglielmotti nel primo tempo. È un fatto grave perché ieri questa era una partita da vincere, sia per il valore dell'avversario, sia per le esigenze di classifica, perché ricordiamoci che nelle ultime 2 giornate Benevento e Avellino hanno fatto 5 punti in più del Catania, e queste sono situazioni che poi nel proseguo della stagione, quando noi tutti auspichiamo che ovviamente il Catania ingranerà insomma la marcia giusta, purtroppo queste cose oggi le vedremo fra qualche mese. Quindi se è una squadra che ha ambizioni per stare lì al vertice, oggi trovarsi a 7 punti dopo 11 giornate è un fatto abbastanza inquietante. È una riflessione che fanno anche i nostri telespettatori da casa. Angelo, siamo ripartiti dalle tue parole di chiusura del commento della partita di ieri. C'è molto da riflettere. Michele ha parlato anche di sbadigli, perché ieri diciamo che non è stata una partita esaltante, no? Mi chiedo nelle ultime ore se l'errore di un giocatore, tra l'altro tra i migliori che il Catania ha potuto schierare in campo dall'inizio di questo campionato, possa condizionare una partita che, come ha detto correttamente Alessandro e sottolineato il mio direttore Michele, il Catania non poteva non vincere. Ci sono le partite che al di là delle frasi retoriche per cui ogni partita è difficile, tutti gli avversari vanno rispettati, questo è vero, non ci sono partite da prendere sotto braccio, ma bisogna capire di che cosa stiamo parlando e di che sesso siamo, perché se dobbiamo pensare che il campionato di questa stagione del Catania è un campionato di vertice con l'obiettivo a puntare alla vittoria, la partita di ieri non può essere condizionata dall'errore di Di Gennaro, non può essere condizionata dall'errore di D'Andrea, ma deve essere invece vinta con l'ausilio di tutta quella forza che una società che ha in mente un obiettivo chiaro deve dare alla squadra, un messaggio chiaro e forte che evidentemente non è arrivato già dopo Foggia, perché alla fine poi i risultati camuffano un po' quelle che sono le emergenze, di emergenze, cioè quello che emerge, le emergenze del Catania a centrocampo. Michele le ha raccontate, manca Di Tacchio, manca Sturaro, manca De Rosa, è vero, Toscano deve fare carte false per modellare un centrocampo, ma quello che era emerso già a Foggia è che il Catania in un'altra partita che avrebbe dovuto cercare quantomeno di impostare col piglio di chi va lì per vincere, e avrebbe dovuto vincere anche quella partita, ha consegnato un tempo all'avversario, salvo svegliarsi nei secondi 45 minuti. Questa emergenza era già un fatto sul quale un allenatore, tra l'altro il più esperiente di questa categoria, una dirigenza che segue un andamento, una flessione così importante della squadra, avrebbe dovuto in un certo qual senso sottolineare al gruppo, alla squadra, e non mi aspetto assolutamente
un Catania che scende in campo contro il Latina come quello di ieri. Volevo fare il pompiere ma non ci riesco, perché era normale aspettarsi un Latina con l'acqua alla gola, col cambio del tecnico, a fare lì, a fare a sportellate a centrocampo. È la cosa più elementare che ti puoi aspettare. Poi ovviamente consegniamo un gol per un errore di un giocatore, ma questo non significa, è come aver sbagliato un calcio di rigore. Non può un calcio di rigore sbagliato, Alessandro, Angelo e Angelo, condizionare Catania Latina se il Catania deve vincere questo campionato. Se il Catania questo campionato non lo deve vincere o comunque deve stare lì a galleggiare, allora sì, possiamo anche sorridere a fine partita, fare finta di niente. Magari possiamo anche pensare che c'è tanto Inter Juventus e me la vado a guardare. Io sinceramente non ci ho dormito la notte. Se fossi stato in Toscano, che è bravo a mascherare le emozioni, io avrei spaccato lo spogliatoio. Tu sai se qualcosa è successo Se fossi dentro? stato in Toscano, che è bravo a mascherare le emozioni, Guarda. io ho domani, perché non è possibile una situazione del genere. Poi, se voglio Abbiamo vivaccare... un'ora e un quarto di trasmissione ancora, c'è tempo, Patanè. D'accordo. Calma, tranquillo, stai rilassato, vado da Giulia adesso. Oggi volevo fare il pompiere, ti giuro, ma non ci riesco. Ma non puoi, è nella tua natura. Fida l'acqua. Fida l'acqua. Sentiamo Giulia, dai. Qualcuno scrive, perché non si firma, il calcio è una scienza esatta. 50 anni che segue il Catania e questa è la classica partitaccia, o meglio, la classica buccia di banana dove si può scivolare, riprendersi subito e dimenticare Latina. La solita storia, quando si incontra una squadra debole si è convinti di vincere, ce lo scrive Gaetano Spina. Ma con l'Altamura non era stato così, Giulia. No, non l'ho scritto io. Sì, no, è una considerazione. Buonasera a tutti. Visto la prestazione di ieri, non resta che pensare i giocatori si sono confusi con l'orario, visto che siamo passati da quella legale a quella solare. Speriamo si riprenda presto la marcia. La vedo dura recuperare 7 punti al Benevento. Anima Rossazzurra 63. Giulia. Sì? Un attimo, vediamo, c'è una considerazione. Posso dire una cosa, io non mi preoccuperei così tanto in questo momento del Benevento. Le squadre di Auteri, non me ne voglia Auteri neanche il suo secondo Cassia che conosciamo bene, hanno di solito un certo calo in una parte del campionato, quindi questa non è preoccupante. La preoccupazione invece in questo momento arriva dall'Avellino che dopo essersi purtroppo liberato di pazienza e di tutta la dirigenza e di buona parte della dirigenza, purtroppo diciamo che ha trovato diciamo, la situazione ideale in questo momento e l'Avellino è diventato una vera e propria macchina da guerra. Io ho visto un po' di partita, adesso c'è veramente di che preoccuparsi. Al di là però della situazione alti-bassi, dimentichi il Trapani? No, io il Trapani non lo dimentico, stavo per completare, tu mi hai bloccato, mi stavo per completare il proposito del Trapani, che tutto sommato il Trapani è sicuramente una buona squadra dal centrocampo in su, però in difesa, insomma, se non acquista qualche giocatore mi sa che non arriva neanche nelle prime 5 posizioni, per quello che ho visto in questi... Angelo, scusami, però una considerazione velocissima. C'è la pubblicità. Sì, ma proprio è un secondo. Pre-pubblicità. Abbiamo parlato di 3 squadre, Avellino, Benevento e Trapani, che hanno dei reparti d'attacco che segnano a raffica, tutti. Catania ha Inglese e poi c'è il deserto. Potevamo anche rimandare questa considerazione, nel senso voglio dire che la riprendiamo dopo. La riprendiamo dopo. Giulia, torniamo dopo anche da te e intanto facciamo la pubblicità. Torniamo di nuovo insieme, ripartirei dai risultati, visto che la giornata è completa e sono state giocate tutte le gare. Purtroppo. E vediamo anche la classifica così come si è determinata dopo 11 partite. Ecco, vediamo i risultati, questo è il quadro, spiccano in questo diciamo quadro le vittorie, intanto dell'Avellino 6-0 su Messina, che è una vittoria direi piuttosto pesante, la vittoria del Latina sul campo del Catania, il Benevento che ha superato con un po' di difficoltà anche alla Casertana, il Crotone che ha vinto sul campo del Giuliano e ci metterei anche la vittoria del Cerignola sul Picerno. Questi sono insomma alcuni risultati secondo me da attenzionare. Ma Angelo, il risultato più eclatante è Catania 0, Latina 1. L'ho già evidenziato contesto, e sottolineato. No, tra i risultati eclatanti fa
molto più specie pensare che il Catania abbia perso con Latina e con quel Latina. Ecco, e come ha perso quel Latina? Il problema non è che come. Questi sono dati numerici, quelli che stiamo vedendo per adesso. Sì. Da questi dati numerici noi adesso andiamo a vedere la classifica, perché poi i risultati fanno, diciamo, la classifica. Se vediamo il Benevento in testa con 25 punti, c'è il Cerignola che resta lì comunque attaccato a 21, poi l'Avellino che sta risalendo alla grande, il Monopoli nonostante qualche momento di difficoltà è riuscito a riacciuffare il Trapani che sale a 18 ed aggancia il Catania che è rimasto fermo, poi via via il Picerno, il Potenza, il Giuliano a 17, poi le altre, con il Messina che scivola in classifica in maniera piuttosto seria, ieri questa batosta davvero pesante, il Taranto a 7 e la Juventus next gen con 6 punti. Ora, vedendo questa classifica, Alessandro, e vedendo il Benevento a 25, dopo 11 giornate il Catania è già distante 7 punti, ripartiamo proprio da questo tema, allora sì che in 11 partite 7 punti di distacco significa, e tu hai battuto fra le altre cose il Benevento, ma hai Angelo, vinto sai il Benevento. cosa fa più riflettere? Il fatto che la partita di ieri del Catania, la prestazione di ieri del Catania, tu te la puoi aspettare entro le prime 5 giornate, quando la squadra è nuova, deve trovare il suo assetto, ma dopo 11 giornate avere una prestazione di questo tipo ci lascia sicuramente aperte delle perplessità, perché le altre squadre invece sono in un trend ascendente. Abbiamo parlato dell'Avellino, Benevento, Trapani, lo stesso Cerignola, non lo sottovalutiamo il Cerignola perché è una squadra forte, completa e ben allenata. Le altre squadre è come allora se hanno lanciato... Deve preoccupare il fatto che il Catania ha avuto un'involuzione mentre le altre stanno crescendo. Angelo, ma come accennavo prima, stavo dando uno sguardo al rendimento degli attaccanti delle altre squadre per dirvi che per esempio il Benevento ha Lanini 4 gol, Manconi 4 gol, Perlingeri 3 gol, La Mesta 2 gol. L'Avellino 7 gol, Patierno 5 gol, Sounas 3 gol, Russo 2 gol, Gori. Il Trapani 8 gol, Lescano 2 Bifulco, Fall, Canutè e Udò. Catania ha Inglese 4 reti, un gol Jimenez e poi sono tutti fermi al palo. Quindi non che la croce debba essere addosso agli attaccanti, ma è ovvio che in queste partite, in queste categorie, in queste situazioni tattiche come quelle di ieri, se hai gli attaccanti a colpo sicuro le partite le porti a casa. Se gli attaccanti si inceppano, subisci il gol e c'è la frittata. Vorrei vedere allora un po' di episodi della partita di ieri, Angelo. Ci sono alcuni spunti importanti, così rivediamo cosa è successo. Partiamo proprio da quello che potrebbe essere l'errore l'errore degli errori attorno a cui praticamente questa partita poi ha assunto 24esimo il primo tempo, una certa, diciamo, Inglese, Guglielmotti e D'Andrea. C'è una deviazione? No, la deviazione è dopo, sì. Guarda. Qui perché poi l'azione continua e c'è una deviazione in calcio d'angolo. Avevo supposto che ci fosse stato un leggero tocco del difensore della Latina prima che il pallone arrivi dalle partite di D'Andrea. Certo, questo l'attaccante deve fare gol. Da quella posizione adesso non vogliamo dare tutta la colpa, la responsabilità ad D'Andrea. È stata forse l'unica azione da gol di un certo tipo creata dal Catania, l'unica con il Catania che ha cercato la linea di fondo campo. Questa è un'azione non da gol, ma questa è un'azione dove non pensi che un attaccante non possa non fare gol o quantomeno non centrare lo specchio della porta. E se i numeri che ha raccontato Alessandro sono veri, e lo sono perché lo sono di tutta evidenza, volevo aggiungere anche un dato numerico che non è indifferente, proprio che a chiudere un po' il cerchio. Ieri abbiamo battuto 12 calci d'angolo contro 4 del Latina e non riusciamo neanche... Sui calci d'angolo adesso andiamo a vedere alcune cose particolari. In una situazione emergenziale come quella di dover sbloccare o recuperare il risultato, diventare mai pericolosi. Vero è che poi parleremo di recriminazioni, probabilmente qualche calcio di rigore non concesso, ma attenzione, troppo poco. Se noi adesso ragioniamo pensando al secondo tempo di Foggia e dire vabbè, il secondo tempo è stato buono, dimentichiamo il primo, può capitare, ma adesso non possiamo pensare che
è una partita segnata, quella di ieri, che è uno scivolone sul quale tiriamo tutti a campare. Tutte le squadre, adesso non voglio fare l'avvocato di nessuno, tutte le squadre hanno un momento più o meno negativo, più o meno positivo in campionato, ci sono squadre che perdono. Ma la riguardi la classifica? Sì. Ma la richiamiamo un attimo la classifica? Rivediamo. Allora richiamiamola, perché Alessandro ha fatto un richiamo importante. Adesso ce la rimando la classifica un attimo, eccola qui. Perché guardate in alto, guardate il Benevento. Io guardo dove sta il Latina oggi, a 10 punti. Prima di questa partita ne aveva 7. Una squadra che aveva imbarcato 4 sconfitte di fila. Ti dico anche un'altra cosa, andiamo molto lontano. Ti ricordi quel Catania che vinse a Torino contro la Juventus? Come no? Era praticamente a fondo classifica nella Serie A. Andò a vincere sul campo della Juve e cambiò il suo campionato. Ma voglio dire che esistono dei momenti in cui tu puoi perdere una partita balorda. Bisogna capire se quella di ieri è stata una partita balorda oppure è l'andazzo che da qualche settimana il Catania ha. Io non penso che sia un andazzo, ma penso che un calo di concentrazione, di rendimento così evidente in uno al fatto che chi subentra sul fronte più offensivo o chi si alterna, Stoppa, D'Andrea, Jimenez, non sono poi giocatori così rilevanti, e lì probabilmente fu quello stop d'agosto che non ha consentito al Catania di poter andare a trovare qualcosa di importante, anche perché Anastasio è un giocatore che salta agli occhi a tutt'oggi più per le sue così sfuriate in campo che per i cartellini, ma piuttosto che per i gol. Allora vediamo le altre non può passare sotto traccia una circostanza. Angelo, è finita la trasmissione. Capisco quello che tu hai dentro, il tuo fuoco, però abbiamo tante cose. No, perché capisco e comprendo, ma abbiamo tanto materiale. Se diciamo tiriamo a campare, poi la prossima partita. A proposito di recriminazione, a proposito di forse qualche svista arbitrale, la prossima ad esempio, noi l'abbiamo attenzionato. Su un calcio d'angolo, prima ancora la battuta di Castellini, c'è un difensore del Latina che dà una manata e un dito nell'occhio a Inglese. Avete visto? Sì. Ok. Chiaramente, ci sono diversi la palla ancora non è in gioco perché Castellini non ha ancora battuto il calcio d'angolo, ma l'arbitro può intervenire e adottare un provvedimento disciplinare nei confronti del difensore. Anzi, il signor Valerio Vogliacco di Bari era andato per una ventina di secondi a raccomandare a tutti quanti di evitare i blocchi lì in area di rigore. E questa è la risposta. Ed era a marcia indietro e stava guardando proprio lì. Che Vogliacco non sia un arbitro di prima fascia lo sapevamo già. E non è uno che concede facilmente, diciamo. Lo sapevamo già, ma d'altronde per dirigere Catania Latina. Mi stai sfinendo Micale. No, io stavo ascoltando con attenzione. Si era disabituato Micale. No, stavo ascoltando con attenzione a proposito di Vogliacco. Sì, no, Angelo, arbitro. Fammi una riflessione di Angelo. No, ma a proposito di Vogliacco, mi trovavo stranamente d'accordo con Patanelli, nel senso che un arbitro veramente scadente da questo punto di vista, giustamente mandato per una partita come Catania Latina, perché vista l'importanza della partita hanno mandato un arbitro all'altezza. Cosa vuoi? Non puoi pretendere Collina degli anni 90. Però non è certamente la colpa di Vogliacco se il Catania ha perso la partita. Assolutamente. Voglio dire, il Catania la partita l'ha persa perché non ha avuto nessun tipo di reazione. Ecco, la cosa probabilmente, come giustamente faceva notare Alessandro, è che questa volta è mancata la reazione. Mentre a Foggia nel secondo tempo il Catania ha giocato la partita dicendo io da qua non esco dal campo se non vado a pareggiare la partita, o perlomeno ci tento. Il Catania non ha tentato, il Catania era lì che non capisco cosa aspettava. Forse aspettava il fischio finale, probabilmente, perché non riesco però a dare... senza magari subire il gol. Ma ho capito, però una volta che tu il gol l'hai subito, qualcosina la devi pur fare. Certo. Devi pur tentare qualcosa. No, sicuramente. Prima del prossimo episodio c'è un telespettatore che mi chiede se il Catania potrebbe fare delle operazioni di mercato tra gli svincolati a centrocampo. La risposta è no, perché ora comunque sta per recuperare De Rose e il Catania ha già intenzione di fare delle operazioni in quel settore del campo. Per gennaio ci sono anche dei profili già ben individuati
che la dirigenza sta seguendo e che sicuramente A centrocampo. a centrocampo, per gennaio ovviamente, non Va bene. ora sul Allora, mercato degli visto che abbiamo svincolati. fatto tardi, Sì, pubblicità, facciamo pubblicità e poi poi riprendiamo la ancora Moviola. Moviola. Facciamo pubblicità. Allora, ricominciamo dagli episodi da Moviola, Terzo ricominciamo episodio. dal terzo episodio. Alessandro. Sì, c'è una situazione nell'area del Latina sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Vedete questo pallone che sfila verso sinistra, entrano a contatto Peterman e D'Andrea. Qua mi sento di poter dire che insomma non ci sono gli estremi per il calcio di rigore, anzi non è Peterman ma è Ndoi, il giocatore del Latina, che va a contatto con D'Andrea, sbracciano tutti e due. Credo che la decisione qui sia corretta. Noi che ieri ha fatto un figurone. Sì. Ha fatto un figurone insieme a un centrocampo giustamente di Se canottieri. giochi da solo Esatto. è chiaro che... Ha fatto un figurone in una partita di ieri. No, non c'era niente, Alessandro. No. Quarto episodio invece è un fallo a centrocampo su D'Andrea che era assolutamente da cartellino giallo sotto gli occhi Adesso dell'arbitro. vediamo l'inquadratura più stretta. Guarda. E qui praticamente inizia il problema fisico di D'Andrea, che poi verrà sostituito alla fine del primo tempo. Una bella legnata, questa di Peterman, era Peterman su D'Andrea, un intervento che assolutamente era da sanzionare col cartellino giallo. Vogliacco scadente, Scadente. nella limite di un arbitro che da 5 anni che è in Serie C e non ha mai spiccato il avuto volo, e allora cosa il vuoi? trampolino di là. Adesso vediamo i due gol annullati andiamo al sui Catania. gol annullati ad Inglese nel secondo tempo. Qui c'è questa azione di Lunetta, Inglese che appoggia alle spalle di Zacchi, ma evidentemente è più avanti di tutti e mi sembra assolutamente corretta la valutazione dell'assistente. Sì, proprio si vede È chiaro, chiaramente. fuori gioco. L'altra azione con l'annullamento del gol a Inglese arriva qui, c'è questo lancio di Gherardi, Inglese che poi scarta il portiere, mette in fondo alla rete. Anche qui vediamo di comunque isolare chiaro. il momento in Adesso cui ci parte arriviamo, il lancio, ci arriviamo. però già così si intuisce. evidente, guarda, questo è il momento. Sì, Inglese Gherardi e Inglese che è al di là dell'ultimo difensore probabilmente se un latino. rimprovero va fatto. Il passaggio deve partire prima. Ma sì, comunque ieri Inglese aveva questa tendenza ad andare spesso in fuorigioco, a trovarsi Ma spesso in è una fuorigioco. questione di tempestività del passaggio. Del passaggio, sì, però, perché è chiaro che l'attaccante va su movimenti Però tu devi vedere automatici, devi quindi se il pallone non viene dato con i Alessandro, tempi giusti, però lui era già avanti prima ancora che partisse, che arrivasse il pallone al compagno di squadra di centrocampo, cioè si trovava già avanti oltre Sì. la linea del difensore, quindi magari un po' di accortezza in più da questo punto di Vi vista. dico Cosa pure volevi dire? che i fuorigioco di ieri, proprio a dare i numeri, perché poi dobbiamo anche essere concreti, sono stati 6 volte il Catania è andato a finire la trappola del fuorigioco, 0 volte il Latina. Che significa? Significa che soprattutto nel passaggio smarcante c'è stato sempre quell'attimo di ritardo che evidentemente va a chiudere il cerchio su quelle che sono state le lacune del Catania di ieri. assolutamente corretta questa considerazione di Angelo. Andiamo a vedere invece il colpo di testa di Lunetta. Qui notiamo subito E che l'angolo sembrano- di stoppa. esatto, la palla è alta, ma l'arbitro, vedi, ha già Ha fischiato visto, un fallo in attacco. ha fischiato un fallo in attacco. Non so cosa avesse fischiato, però evidentemente in area di rigore c'è stato qualcosa per cui l'arbitro aveva già. Meno male che quel Ha pallone fischiato non è entrato. probabilmente un blocco di Castellini Probabilmente sì. prima della conclusione di teste di E quindi non si può Lunetta. parlare di occasione persa, No. diciamo, dal Catania, perché sarebbe stato il terzo gol D'accordo, annullato. però Da quel quella ti- posizione da quella posizione tu devi fare gol. intanto, Sono d'accordo. intanto La butti dentro. la butti dentro. certo. No, perché questo è, cioè, Adesso, l'ABC del calcio. adesso vediamo del invece Latina. il gol del Latina, perché Allora, qui il gol del Latina nasce, lo rivediamo tutto dall'inizio. nasce da una giocata tra il portiere e il difensore. Quasi siamo un po' più avanti, ma nei secondi precedenti al lancio di Berman c'era stato un fraseggio costante tra portiere e difensore, portiere e difensore, poi Berman questo lancio. Qui ho la sensazione che Di Gennaro pensi a cosa fare tra il rinvio lungo e l'appoggio al portiere, il Lui ha fatto retropassaggio un al bel portiere. appoggio però Ma secondo me è perché ci ha pensato Angelo. Se lui avesse fatto istintivamente Un la rinvio. cosa, sì,
non sarebbe accaduto nulla. Lui invece ci ha pensato e ha sbagliato la giocata. Guardate, perché la gamba su cui sbatte il pallone era una gamba che teoricamente doveva essere quella pronta a rinviare il pallone lontano. Sul ginocchio, diciamo, sulla no, ci coscia. ha pensato, Ecco. ci ha pensato. Ci ha pensato. Allora, questo è quello Ha del fatto Latino. un assist perfetto, perché il passaggio è... Sì, Ma era sacrificabile secondo voi in quella posizione di Gennaro a quel punto un fallo anche, diciamo, No, ma al non ci limite? pensa. uomo rimane in 10. no, non ci pensa proprio. Un fallo da ultimo uomo rimane in 10. Ma non è neanche il tempo. Ma vediamo se c'è il margine, allora possiamo rivedere ancora. Vediamo un attimo se possiamo tornare su Secondo questo. me l'ultimo uomo. non c'era proprio Non ci arriva. il perché tempo necessario è per poter distante. fare. Ecco lì, quando ha toccato il pallone. No, forse subito lo poteva fare. Poteva magari una Poteva strattonata, sì. questo Cioè, voglio sì. dire, stiamo... Esattamente qui. Esatto. Qui lo può fare il E fallo. viene espulso tutta la vita, però. Cioè, due Però non volte. è rigore, attenzione, è No, un non è fallo rigore fuori perché il area. fallo è prima Sì, dell'area. sì, no, dico alla Però fine. viene espulso almeno due Sì, volte. è No, espulso. due volte no, però Salta ha la speso il prossima, giorno di Sicuro, fermo, sì. però non era calcio di rigore. Salta la prossima partita. Sì, vabbè. Ma hai Ti ancora- sacrifichi, hai D'accordo, fatto. Ale, ma hai ancora tempo per recuperare. vabbè, stiamo hai pa- subito stiamo- il gol. Vabbè, stiamo parlando di cose. stiamo del discutendo sesso così. degli anni. Secondo Voglio me lui dire, è talmente traumatizzato all'errore che rimane Non proprio, riesce, non esatto. riesce più neanche a pensarlo. Avremmo Sì. detto Allora, che ne avrebbe fatto due. cioè, adesso forse se ci avesse sono fatto una cosa quei del due genere. episodi, ci sono Esatto. due episodi adesso, Alessandro. Sì, sono due episodi su cui assolutamente possiamo ragionare su due errori arbitrali. Vediamo il primo, in questo calcio d'angolo di stoppa, guardate Castellini. Allora, da qui si capisce poco, Adesso c'è l'immagine stretta. però in realtà potete Eccola qui. scorgere che c'è un difensore del Latina, che il giocatore piazzato lì al limite dell'area piccola, che con tutte e due le mani spinge da dietro E fra Castellini, l'altro il pallone va impedendogli, era nella sua zona, Era nella zona di impedendogli di Castellini. colpire di testa. Quindi Castellini non ci questo arriva. assolutamente era un intervento sanzionabile. Qui, se non ricordo l'arbitro male, non è. l'arbitro dà un calcio di punizione a favore invece del Latina qua. No, credo abbia dato rimessa al È fondo. rimessa dal fondo, sì, rimessa dal fondo. Però ecco, se possiamo rivederlo per l'ultima volta, la visuale dell'arbitro non è ideale per giudicare questo episodio. Guardate quanti Solo uomini Pandolfo, sì, ci sono ce ne tra sono Castellini almeno quattro. e l'arbitro, che qua non lo vediamo bene. Ecco, guardate dove è Vogliacco e guardate Non può vedere, non può vedere. quanti corpi ci sono tra lui e Castellini. Questo diciamo è un episodio il dubbio. guardialinee in questi casi Che a cosa cosa serve? serve? Cioè, no, per capirlo io. Cioè, mi pare che è dotato anche di un microfono con Un giorno lo una capiremo. cuffia, un microfono, una cuffia, quindi può dialogare con l'arbitro, no? Non gli dà Siccome la invece chiamata. lui era proprio, invece il guardialinee era proprio nella direzione ideale per poterlo Assolutamente vedere. sì. Ma comunque, Vabbè, C'è un'altra l'altro azione episodio, anche in questo caso da guardare con attenzione, lancio con la sponda di Montalto per Stoppa e c'è l'intervento di Di Renzo su Stoppa che colpisce la gamba di Stoppa e non anche il pallone, o comunque prima colpisce Stoppa e poi forse dopo tocca il pallone. Qui Vogliacco invece ha la visuale ideale per poter prendere una decisione, ma non lo fa, lascia proseguire. I giocatori del Catania, per dire il vero, neanche Non protestano. protestano, però se lo analizziamo con attenzione, questo era sanzionabile. Poteva essere un calcio. Probabilmente questo non te lo dà neanche il VAR, quello di Castellini forse sì. Ora Vogliacco, abbiamo parlato e abbiamo tracciato un po' il suo curriculum, però forse questo ha proprio l'impressione Vogliacco che il pallone... Però è danno procurato, Danno anche. procurato, sì, ma ha proprio l'impressione che abbia colpito prima il pallone, non è vero che il ma pallone va l'impressione via. è sbagliata, È chiaramente. sbagliata. Non abbiamo le immagini che ci favoriscono così No, tanto. però E quindi, al VAR, chi ha quello di diciamo, Castellini probabilmente il controllo di tutte queste situazioni per conto del Catania ha avuto modo anche di in vivisezionare. campo esiste un capitano e in un caso del genere, quando ti accorgi che il tuo compagno di squadra ha subito un danno procurato in area di rigore, vai Ma lo comunque. stesso capitano nell'azione che abbiamo visto prima Sì, ha tentato, ha accennato ad una protesta, però poi è rimasto tutto diciamo, non Allo dico status quo. nella diciamo sua che mente. sostanzialmente non cambierebbe niente, nel Sì. senso che le proteste del capitano non è che fanno cambiare l'opinione Esattamente. all'arbitro.
l'arbitro non recede mai dalla sua decisione. Però Angelo, però possono servire nell'equilibrio futuro, partita, cioè nel senso che prossimamente l'arbitro può anche pensarci e dire boh, forse magari ho sbagliato qui, vado a riequilibrare questo, vado a rifare quest'altro. Se tu non fai neanche la pressione, chiaramente... Mi ricordo una panchina della Juventus che salta in aria in un Catania Juventus. Ma stiamo parlando di... vabbè, però se mi permetti, il massimo era Franco Baresi, esatto, che alzava la mano a prescindere. Esatto. Qualsiasi cosa succedeva, certo. alzava sempre la mano. Allora, e tanti arbitri però. Ho 1 minuto e mezzo da dedicare ai cugini. Ma, Angelo, ragazzi, un minuto prima di andare dai cugini. 1 minuto e mezzo, Angelo, perché poi è un tassativo, 21:30. Okay. Meno di 1 minuto e mezzo, 1 minuto e 20. Allora ragazzi, mi leggete per piacere soltanto il titolo, un titolo di un giornale, soltanto una prima pagina, il titolo soltanto. Allora, cominciamo col chiacchiere dello sport. Cominciamo e finiamo, attenzione con questo segmento. Vabbè, certo, poi si finisce dopo. Intanto cominciamo col chiacchiere dello sport, che intitola... Errare umanum est sed non in codesta manera. Un retrospassagium brachiulatum di Gennaribus et Cataniam a cappottas intra casibus contrus latinam iugandi consumma mudacchiam. Diciamo che poi alla fine questo latino maccheronico Bocciati. Si capisce? bocciati in latino, anche il latino maccheronico bocciati. Ragazzi, Rimandati a settembre. rimandati a settembre dal direttore Micale. Attenzione, allora Perché? adesso però torno da voi fra pochissimi minuti, vado da Giulia che ci deve dire qualcosa di importante. Ci fermiamo per la nostra solita pausa caffè e torniamo tra poco con voi. A tra poco. Bene, torniamo di nuovo in studio e prima di riprendere la rassegna stampa con i cugini, vado da Angelo Patanè per un ricordo. Ne approfitto per pochi secondi, visto che ci sei tu, Angelo, Alessandro, ma soprattutto c'è Angelo Micale. Qualche giorno fa è venuto a mancare Nello Guglielmino, che è stato il presidentissimo del Giarre Calcio. Ha portato il Giarre dai dilettanti alle soglie della Serie B. Giampiero Ventura ha portato il Giarre quasi ad un passo dalla Serie B. È venuto a mancare uno di quei personaggi vulcanici che col calcio avevano un sodalizio di sangue e grazie a lui Micale mi chiamò tanti anni fa perché il Giarre era andato in Serie C2, c'era una trasmissione che non guardava nessuno in Sicilia, si chiamava Diretta Stadio e collegava 30 campi, 25 campi, insomma facevamo cose che Sky ha fatto dopo 20 anni e mi chiamò proprio per seguire il Giarre e io... Patanè intervistava Collina e io lì feci una delle mie interviste poi a ripensarci dopo, no? Un giovane Collina io lo inseguivo perché io avevo questa abitudine di inseguire gli arbitri a bordo campo. Penso, l'ho fatta anch'io questa cosa. Però Patanè era con i capelli e Collina era già senza capelli. Questo è vero. E Angelo Micale mi fece amare questo Sai mondo. l'unica cosa che non è cambiata, che tu eri incosciente e allora lo sei anche adesso. Non è cambiato nulla. Ho perso solo i capelli, in questo ci somigliamo. Allora, era un ricordo doveroso. Beh, Certo. sì, ci mancava, era doveroso davvero. Ragazzi, adesso qualche minuto in più l'avete a disposizione, possiamo fare la rassegna stampa. 1, 2, massimo 15 minuti in più. Allora, No, non esageriamo adesso. continuiamo col chiacchiere Dobbiamo dello stemperare un po' Patanè. Continuiamo col chiacchiere dello sport, dove ci sono le analisi dei due allenatori. Cominciamo con Toscano, che analizza la gara con i pontini. Sono mancati ritmo e intensità, ci siamo adeguati all'avversario e di fatto abbiamo avuto una fragranza simile al banco della Tonnina. Sì. In attacco abbiamo poche idee, il motivo non ne ho idea. Manco lui, a posto. L'allenatore del Latina Buscaglia invece è subentrato. Vittorie del genere sono semplici da preparare, tutti dietro la linea della palla, pregando che l'avversario possa sbagliare e regalarci un gol. E così è stato. Tu sì che arbitras. L'AIC, che è l'associazione arbitri, nell'ottica di una continua modernizzazione del mondo del calcio, ha introdotto a inizio stagione un innovativo talent show per arbitri. Ne sentivamo il bisogno. Sì, con l'obiettivo di selezionare il protagonista migliore per dirigere partite casalinghe del Catania. E questa è una cosa. Questo format unico mette alla prova le capacità degli arbitri, premiando coloro che si dimostrano più abili nel fischiare senza senso, fare innervosire il pubblico di casa, prendere decisioni eclatanti e mostrare una spiccata smania di protagonismo.
Il vincitore sarà premiato con ruolo di direttore di gara al Cibali, dove metterà in mostra tutto il suo inutile carisma. Poi vediamo uno degli arbitri di questa domenica, che è stato il vincitore del talent. Passiamo al resto del librino invece, che intitola Avaia di Gennaro, sta fissaria ne costa caro. Purtroppo sì. Un cioccolatino è campionato anche quest'anno, finito ad ottobre. Esatto, un Catania scenduto in campo con le gambe rimordute, perde la prima in casa e si porta a -7 dalla vetta. D'altronde i segnali della proprietà durante il mercato erano ben chiari. Riduciamo il budget e studiamoci il musso per il primo posto. Il budget così dice. Gli etnei si preparano per Halloween. In un sempre più crescente cambiamento di stile british, il Catania si adegua alle festività anglosassone e riesce a fare risuscitare i motti. Esatto. In edicola con il resto del librino il regalo, il manuale su come spazzare la palla dirigendola in comuni limitrofi, evitando così di prendere gol inconsolabilmente besti. Speriamo che lo leggano anche di Gennaro. Chiudiamo con la chiosa. Il direttore Vittera. Come può agghionnare un retropassaggio del genere? Purtroppo è agghiunnato e scuravo per il Catania. Passiamo alla stampa estera. Solo il titolo alla stampa estera, il Key Times Voice, questo tabloid anglosassone che intitola Always in Offside. What a Camry! Che è un tipica espressione. Malotte Camry proprio. Esatto. Can you say I read the difference, please? A read the difference sempre. Passiamo subito a Piglia Focus, questo giornale scientifico che parla di calcio e scienza. In questo caso di neuroscienza. Sì. Che intitola Difesa e neuroscienza. Quali neuroni suggeriscono ad un difensore di prendere la palla di ginocchio invece di buttarla fuori dallo stadio? Troppa sicurezza? Può essere. Sottovalutazione dell'avversario? Anche. Un ictus? Probabile. Una serie di neuroscienziati ci spiegherà di 11 vinni. Siamo tutti curiosi. Passiamo, che mancava da tempo, al Corriere della Fera, che finalmente... Spero che Patanè sia felice. Esatto, finalmente, che intitola una notizia che è girato, che è circolato. In assa anche al Cibali, non solo le cucine dei locali, anche l'attacco del Catania al momento lascia sconcertati. Sì. Scusate. Intanto c'è un nuovo supereroe si aggira tra i locali etnei. È Bratman. Grande Bratman. Passiamo invece allo scoop clamoroso di Giulia Tipo, che secondo la quale Criscitiello chiama anche Michele. Vuoli tutti Criscitiello? Sì, tutti. Il conduttore di Sport Italia, dopo aver ingaggiato Naomi Moschitta, sta per contrattualizzare lo storico difensore per seguire le più importanti gare internazionali già affidate alla visione di Mozambico, Uganda, Oman, Kuwait e Guatemala, Isole Vergini Britanniche. Dove il nostro Michele ci sguazza in queste cose. Esatto. Ma andiamo ai punti dei nostri co-direttori. Ok. Iniziamo col punto di Patanè? Vai. Sì. La partita con il Latina ci ha regalato una sconfitta incredibile. In allegato l'audiocronaca della partita di soli 120 minuti. Sotto a puzzao. 20 dei quali vi è un bip di sottofondo per coprire le imprecazioni dopo il retropassaggio di Gennaro. Ci sta. Maiesindi quasi vegano, dopo Quasi, gli orrori quasi. della passata stagione nutre un tale idillio per il DS Faggiano che non mangia più carne di volatile. Per il resto posso anche calarmi un po' la carogna. E mi sembra giusto. Giusto. L'insonnia di Gagliano. Il noto presentatore ci spiega come lo sponsor del caffè gli abbia dato il definitivo colpo di grazia. Ormai non dorme più manco quelle 3 ore in cui è a casa e non in studio. Comunque ci stava solo quello. Esatto. Bravi che sono però. Andiamo alla top 5, che stavolta è davvero 5. Strano, Stavolta è davvero 5. E cominciamo infatti con un fuorilista. Cioè durante un nostro post di Catania Latina, diciamo di fine partita, abbiamo un nostro followers, anzi assicutawes, che è Piero Privitera. Noi per i Privitera che fa diciamo una piccola poesia. Gol sbagliato, gol annullato e gol realato. A così arrivavo magari Boscaglia con la difesa chiusa a ferraglia. Latina, carinisti con coraggio e ne finivo come suggi, con formaggio. Pizzica e scattavo a trappola e ne finivo con questa bella scoppola. Ora, Venaturis, viremo se ne fumiamo come una Philip Morris. Catania. Speriamo. È un buon auspicio. Quindi passiamo alla classifica. Al quinto posto nella pagina catanista redazione Toscano. Dobbiamo essere più coraggiosi. Questa sconfitta deve fare imparare tante cose. Vediamo se c'è un E Nunzio Di Stefano commenta: a furia di imparare di questo passo a fine stagione avremo 3 lauree. Effettivamente, sì. Speriamo di non averle in questo caso. Al quarto Al quarto posto, alla pagina del Catania
Catania FC, il Catania ha svolto oggi pomeriggio allenamento al Cibalino, come vedete dalla foto. Grella. Piero Pulvirenti ci dice, ma chi vicino a Grella è il Ciapo? Ci somiglia, sì. Gli fa eco Danilo Pintabona, ma abbiamo comprato Crisantemi della Longobarda? Giusto per Motti. Effettivamente anche quello ci sta, Esatto, il tempo è giusto. Al terzo posto dalla pagina Catania FC ci sono ritraenti il giocatore del Catania nelle foto, Roberto D'Antone, gli erano tutti fermi come nelle foto. Effettivamente sembravano quasi real time. Esatto. Al secondo posto c'è stato un evento allo shopping al Catania Point, dove c'è alcuni giocatori del Catania. Sì, Gherardi, Luperini e Lunetta, che vi aspettiamo stasera. Roberto D'Antone si interroga, ma veniamo mangiati o ci potiamo allippare? Effettivamente è una domanda che il Catania si pone durante un evento. Ci sta, ma alla al fine primo posto, Antonio, al primo posto dalla pagina Catania FC, danno notizie che appunto l'ora di apertura del botteghino sarà alle ore 13. Uno spettatore, Roberto D'Antone, scrive: alle 13 sogno ancora in fila a pasticceria, e quindi ci sono priorità e priorità. Esatto, ci sono cose più importanti. Bene ragazzi, fra poco torneremo con le contropagelle. Intanto vorrei sentire appena un paio di messaggi da casa, perché stasera abbiamo sentito davvero pochi. Vado. Al Catania vengono migliori giocatori e migliore allenatore, ma non ci ponnenti. Ma finiamola cortesemente ora. Nessuno tira in porta e vogliamo vincere così il campionato? Assurdo davvero, ce lo scrive Salvo Leotta. Buonasera, secondo me, il mio parere, Jimenez deve giocare al fianco di Inglese come seconda punta, Francesco da Mascalucia. Poi abbiamo una domanda per Vagliasindi. Volevo chiedere ad Alessandro Vagliasindi quanto fossero vere le notizie sul possibile acquisto dello svincolato Falcinelli. Un saluto da Antonio. Non ho alcun riscontro in merito. Ok. Buonasera a tutti, brutta prestazione ieri, secondo me la squadra scende in campo sicura di fare risultato, per caso ci stanno montando a testa? Piero C. Ormai non ci resta che aspettare Di Tacchio e Sturaro e sperare nei playoff. E a proposito di questo messaggio, nei messaggi dopo si chiedono che tempi di recupero ci saranno per questi due giocatori che sono infortunati. Sturaro sicuramente tempi più brevi, Di Tacchio se ne parla con l'anno nuovo. Se tutto va bene. Sturaro si parlava di 2 mesi dall'infortunio per un possibile reinserimento in gruppo, quindi una disponibilità ravvicinata ai 2 mesi dall'infortunio. Ora il calcolo dell'infortunio di Sturaro, quanto tempo sia passato effettivamente non essendo sul momento non me lo ricordo. Molto simile a quello di D'Andrea, se non ricordo male, sì. 2 mesi e mezzo circa passarono perché potesse tornare poi lo stesso D'Andrea in campo. Anche se bisogna aggiungere, abbiamo già detto in qualche altra puntata, che il Catania ha adottato la scelta della terapia conservativa, ma questa terapia conservativa poi avrà bisogno di verifiche ovviamente in campo, contrasti e quant'altro, per scongiurare la possibilità che debba sottoporsi eventualmente a un intervento chirurgico. Un ultimo messaggio. Vincent scrive: buonasera, il Catania per la seconda volta sbaglia approccio al primo tempo. Come mai? Ora bisogna ripartire più vogliosi con un filotto di vittorie. Esempio, l'Avellino. Allora, sì. Posso permettermi di rispondere io? Il problema non è che il Catania ha sbagliato il primo tempo, il problema è che il Catania ha sbagliato soprattutto il secondo tempo, perché normalmente il Catania può anche sbagliare l'approccio, ma poi in realtà riesce sempre a riprendere in mano le sorti della partita. Ma questo non è accaduto assolutamente ieri ed è arrivata una sconfitta inopinata, perché fra l'altro non ci si aspettava un crollo del genere contro quella squadra in quel momento. È riuscito a far resuscitare praticamente il Latina, che era una squadra morta. Ma scusa, ma perché usi l'imperfetto? Cioè, tu hai visto una squadra così pimpante? Cioè, il Latina ha visto ieri in campo, Angelo. Ma allora la squadra morta, è resuscitata. No, è una squadra però il Latina ha giocato la sua partita, però attenzione, ha giocato la sua partita, una sporca per partita, quello che gli ha permesso di fare il Catania. C. Ha perso più tempo, come giusto. Io non voglio delegittimare il lavoro di un allenatore che tra l'altro lo stimo tanto, ma ha fatto l'unica partita che poteva fare. Ma non è che la Latina ad un tratto si è trasformata in Barcellona, Real Madrid, o è diventata l'Inter o la Juventus di ieri che fanno 4 gol. Di trasformarsi in e allora, quindi non sono i meriti del Latina ad andare nella copertina del quotidiano di oggi, piuttosto sono i demeriti del Catania.
e del Catania su come ha preparato una partita del genere, perché una partita del genere dal primo minuto, per quanto mi ricordi io di calcio, la devi impostare contro una squadra del genere giocando alla stessa maniera di una squadra che sei certo andrà a farti le barricate, andrà a farti le sportellate. 2 minuti di recupero tra il primo e il secondo tempo, davvero pochi rispetto al tempo che Latina è stato in grado di confezionare come tempo di partita. Ma non anche giocata. 6 minuti nel secondo tempo erano pochi rispetto al non gioco E del allora, secondo tempo. quando ti approfitti delle circostanze di luogo e di tempo, come ha fatto il Latina e di arbitro, il Latina ha fatto la sua partita, ma non è che il Latina è arrivato a Catania dopo la cura di 24 ore di un allenatore e ha fatto il partitone. È stata l'implosione di una squadra che è quella del Catania. Adesso io non voglio fare i drammi, perché ancora c'è tutto il tempo per iniziare a ragionare in termini vincenti, ma non si ragiona in termini, e quando io dico vincenti significa vincenti da primo posto. Cioè, la mia idea di questa squadra è che quest'anno debba, così come ha provato a spiegare anche il massimo rappresentante di questo sodalizio, che è Pelligra, deve provare a vincere, e deve provare a vincere da prima in classifica. Poi tutto può succedere nel calcio, ma questo non mi pare un indirizzo da prima in classifica, seppur con tutte le ma grandi... neanche da secondo e da terzo. Quella di ieri neanche da secondo e da terzo in classifica. E allora non puoi permetterti una caduta di mentalità quando davanti a te hanno cominciato a correre le altre squadre. Ci fermiamo? C'è la pubblicità, torniamo, abbiamo da vedere le pagelle, abbiamo da vedere... Io devo rispondere a una... Non è rosso, è colore corallo, cioè non siamo... Si prepara a Torre del Greco, esatto, la patria del corallo, quindi... è D'accordo. corallo. Va bene, facciamo pubblicità. Padanè non sta zitto neanche durante la pubblicità, è incredibile, cioè non riesce a stare fermo neanche durante la pubblicità. A fine stagione faranno vedere i fuori onda. Ecco, Speriamo una di no. buonissima idea, guarda, una bellissima idea questa. Speriamo di sì invece. Speriamo di no. Da cosa ripartiamo, Alessandro? Andiamo sulle pagelle. Andiamo sulle pagelle, E dai. poi sul campetto, che è la Esatto. cosa... c'è una Vediamo cosa... chi è il migliore della settimana. Del Catania? Un migliore abbiamo dato. L'abbiamo già spoilerato, il migliore è lui, Cleves Beters, con voto 6,5. E Vaglia Cindy scrive: prima dello scherzetto di Di Gennaro, su cui nulla può fare per mantenere l'inviolabilità casalinga, ad inizio ripresa incarta un dolcetto, volando in modo superbo sulla conclusione manciata liftata di Peterman. Più in generale difende la porta con merito, opponendosi in pieno recupero anche al tiro insidioso scagliato da Saccani. Al momento sembra meritevole della maglia da titolare. La statistica dice che il Catania ha fatto 0 tiri in porta nella partita di ieri, dentro lo specchio della porta. E ieri il Latina ne ha fatti 3. Vabbè, le ha fatti 2 in pieno recupero e quello del gol per regalo del Catania. 2 sì, però in sicuramente pieno recupero. Fa più impressione lo 0 del Catania Zero, nei certo. tiri tra perché i gol nello specchio. erano a gioco fermo. Quello che è stato calciato a ridosso dell'area di rigore, il colpo di testa o comunque il tiro sbagliato di De Rose, non c'entrano. De Andrea, scusami, avevo De Rose tra i centrocampisti di Andrea, non c'entrano, non inquadrano lo specchio della porta. Vincere il campionato senza inquadrare lo specchio della porta è una cosa se non si fa gol non si vince, assai. e quindi se non fai gol alla fine andiamo a vedere il resto delle pagelle. Vediamo anche il resto delle pagelle del campetto. Iniziamo dall'allenatore toscano con voto 5. Passiamo da Beters 6,5, Ierardi 5,5, Di Gennaro 4, Castellini 6, Guglielmotti 6,5, Luperini che lo sostituisce senza voto, Jimenez 5, 6 per Quaini che prende il suo posto, 5,5 Verna, 5 per Carpani, 5 anche per Montalto che lo sostituisce, 5,5 per Anastasio, 6 per Lunetta che prende il suo posto, 5 per D'Andrea, 5 anche per Stoppa che lo sostituisce e 6 infine per Inglese. Queste sono le pagelle. Queste sono le pagelle. Angelo.
un dispendio di voti inutili, cioè nel senso che praticamente c'era bastava mettere N.C. e andavamo a casa. Possiamo vedere il campetto, perché poi Micale ha questo tono fantastico di segare, cioè, giustamente, e dire cose come stanno. Invece dal campetto vedo uno spunto per una riflessione, e chiedo a Micale, e chiedo a Alessandro, e chiedo a te Gagliano, e chiedo ai telespettatori. Ma quando finiamo per rispondere? Domani mattina? Chi è il portiere titolare del Catania? Cioè, chi sarà il portiere titolare del Catania nella mente di Toscano? Secondo me era Beters. No, scusami, cioè, forse inizio stagione poteva essere Adamoni. Sì. Cioè, è Adamonis che quando si è infortunato Beters tutti abbiamo detto è il momento di Adamonis, è lui il portiere titolare, o altrimenti sarà Beters qui in futuro? Alessandro ti ha dato la sua risposta, adesso ti do la mia. Dammi la per tua. me è Beters. Per te è Beters. Angelo? Per me questo sistema non funziona. Cioè, mi spiego meglio. L'alternanza è una cosa che non ho mai capito o concepito. Fra l'altro io non apprezzo neanche il sistema che adoperano in Serie A, quando nelle coppe gioca un portiere e in campionato ne gioca un altro, lo reputo una cosa che non è. Il portiere non ha un grosso dispendio di energie, per cui non vedo perché non debba giocare tutte le partite. Che Toscano faccia una scelta. Ma la faccia per sempre. Ma secondo me l'aveva fatta, Angelo. Probabilmente se non si fosse infortunato, sì. E Beters non è rientrato dopo il recupero dell'infortunio, perché comunque Adamonis aveva fatto una prestazione molto importante contro il Cerignola, e poi Beters è partito per la convocazione della Under 21, quindi non era il momento giusto per reinserirlo. Poi invece alla prima occasione e se tra qualche settimana invece dovessimo accorgere che ritorna Adamonis a difesa dei pali, e allora queste valutazioni abbiamo appena fatto, le buttiamo nel cestino. Esattamente. Allora, in realtà lui, Toscano, ha sempre detto che lui ha due titolari, che è un'altra di quelle frasi fatte classiche nel calcio proprio. In realtà bisogna fare una scelta, bisogna decidere su chi puntare. Probabilmente lui aveva già puntato, se non fosse per quel fallo assassino da parte di quel giocatore del Giuliano. A proposito di Giuliano e a proposito anche di Picerno, si sta squagliando la neve al sole, nel senso che queste squadre stanno tornando nel loro alveo naturale, cosa che presto capiterà anche al Cerignola. Quindi ha dato, diciamo, delle indicazioni profondi sul Cerignola. No, a tutti, non solo. No, con grande rispetto per... Ma devo dirti che manderemo questo DVD a Peppe Raffaele. La stessa osservazione l'ha fatta anche ieri Angelo Busetti. No, sul Cerignola io invece non sono d'accordo con Angelo, perché secondo me è una squadra che durerà. Certo, non competerà per vincere il campionato, ma sarà tra le prime 5-6 della classifica. E Micale, se Toscano ieri a mia domanda risponde è perché non ho visto Adamonis, ho due titolari e non ho visto Adamonis particolarmente concentrato, ho preferito Beters. Ti ha detto questo? Non ho usato il termine concentrato, ma ha detto ho visto meglio Beters. Ho visto meglio Beters in settimana. Vuol dire che avrà visto meglio Beters in settimana e l'ha schierato, su questo non ci sono dubbi. Fra l'altro Beters comunque ha risposto in qualche maniera, perché Beters quello che poteva fare l'ha fatto. Posso dire una cosa in più? Allora a questo punto devo ritenere che la prestazione di Adamonis a Foggia ha lasciato qualche perplessità nello staff tecnico, e quindi questa settimana c'è stato anche quel calcio d'angolo un po' così. Scontro. Vorrei adesso sentire le contropagelle. Vai. Andiamo dai cugini e vediamo di vedere quali sono stati i giudizi dei cugini questa settimana. Esatto, anche se non c'è Beters, però forse perché Adamonis si è ammucciato, per questo non l'ha visto. Comunque vai con le pagelle, lancia le pagelle. Gioia da nostra città. Di Gennaro ci è mezzo. Vedi che è bello, vedi che è bravo, vedi che personalità, vedi come sa preparare il buono. E poi fai una fissaria di chissà. Su chi sei risultato la prossima volta ci andiamo a dire in garetto. Venna qua c'è mezzo.
tu una sensazione, capisci, a 100 grammi con tutti i scappi. Ci acchianavano sempre di sopra. D'altronde arrestato solo io a centrocampo a fare un ruolo che non è do so. Cappani qua c'è mezzo. Pare che va ancora a dissenderia, visto che fa letteralmente a dannare. Gimenez qua c'è mezzo. Dici ancora che è forte. Che De Barrientos si sta trasformando in Sebastian Leso. Inglesi 6. Peccato che è sempre un offside. Picchiavo per cavolo. In attacco pare che c'è solo Ildo. Lassato, Alon, pure Ingresi. Stop. Qua c'è mezzo. Da quando è famoso potresti fare uno sponsor per focolari. Funi stoppa. Fa così fumo che non si tira botta. Saimi 6. Caso tecnica la sua sostanza. Pare imprendisci a giocare, va! Toscano 5. Mi sembra scaccione che c'è tutto il centrocampo infortunato e una rosa costruita a metà a causa sgavidation da mercato. Però a squaccia c'è sì un campo più moderno una forma di mustard. Nonostante tutto, comandante. Sì, forse voti un po' più bassini. Abbiamo una domandona per il direttore Micale. Non si può esimere il direttore con noi. Allora, ci scrive Amanda da Lugando, originaria dell'Olanda ma residente in piazza Iolanda. E ha una domanda per il direttore Micale. Direttore, di partite come quella di ieri del Catania, nella sua splendida carriera, ne ha viste purtroppo parecchie. Dall'alto della sua consacrata esperienza, cosa bisogna fare in questi casi per non farsi pigliare di collera? Esatto. È dura rispondere, è veramente dura. Se non lo sa lei è grave. Ma personalmente non ho soluzioni, cioè quando una squadra non scende in campo, o perlomeno il Catania ieri come se non fosse sceso in campo, c'è poco da vedere, c'è da spegnere la televisione e andarsi a fare una settimana chimistica. E quelli che sono allo stadio che fanno? Riaccenderla giovedì, quindi poi la riaccendiamo Come giovedì. vedersi Uganda e Isole Vergini. Non lo so, vedessi qualche altra cosa, ma non c'era niente da... è mancata completamente proprio tutto, mancata la reazione, è mancata qualsiasi cosa. Ora manca solo la pubblicità delle ore 22. La stiamo mandando. Mandiamo la pubblicità, dopo. Eccoci, siamo nell'ultimo segmento di Corner. Vado da Giulia, un po' di messaggi, Giulia. Sì, un nostro telespettatore curioso scrive: mi permetto, ma Micale quante volte è stato allo stadio? Potrebbe portare fortuna. Se vuole rispondere, Micale. Quante volte è stato allo stadio? Io non vado allo stadio da tempo memorabile. Le ultime volte che sono andato allo stadio è stata un'esperienza tragica e quindi preferisco rimanere a casa. Preferisco veramente rimanere a casa, preferisco non soffrire all'interno dello stadio, perché fra l'altro mi aumenta la sofferenza che già a casa riesco a gestire in maniera migliore. Va, Esatto, così, esatto. Dallo stadio proprio non... Ha vissuto le partite quasi sempre davanti allo schermo, al teleschermo, quindi messo qui con la cuffia, nella sua postazione con la sua magica cuffia. E io capisco che è davvero una dimensione completamente diversa. È vero. Cioè, io soffro al contrario, lui, quelle volte, rare volte che lo abbiamo costretto ad andare allo stadio, facendoci davvero un enorme piacere, a volte qualche partita l'abbiamo commentata insieme, per lui la sofferenza, l'emotività della partita non si contiene. Lui qua riesce ad essere tranquillo. Era uno spazio riservato agli spettatori. È diventata una filippica pro Micale in studio. Ma questo non ci nel sono. senso di dire per diretta stadio. 22.05. Giulia. Giulia. Vado. Buona serata a tutti voi. Io penso che si può perdere dentro casa, però non così, senza una vera reazione. Fa male. Buonasera, sono Paolo da Sant'Agata di Battiati. Troppi Io questa passaggi. cosa però mi fa impazzire. Ma non la fai parlare, non ha finito ancora di parlare, non la facciamo parlare non è così. solo perché se pensiamo solo alla reazione, pensiamo al momento in cui il gol l'abbiamo subito. Sono d'accordo con te, Il gol ma non facciamo l'abbiamo finire subito Giulio. al primo minuto, al terzo minuto. al terzo minuto. La prossima settimana
Una giornata di squalifica. No, Patanè in studio senza microfono. Torniamo di nuovo a Giulia. Riprendo il messaggio che stavo leggendo. Buonasera, sono Paolo da Santa Agata di Battiati. Troppi passaggi in orizzontale. In alcuni momenti mi è sembrata la squadra dell'anno scorso. No, vabbè, questo no. Questo non lo accettiamo. Proprio no. No. In una partita in ombra, Inglese scendendo in centrocampo creava buona gestione, top della partita. Giovanni da Grevina addirittura pensa e dice: è sembrata la continuazione della partita di Foggia senza i minuti di recupero. E ancora, Michele ciao, di delle parole di conforto dopo una sconfitta che sembra una resa, Jack 51. Un attimo, vorrei sentire Sì. Michele, qualche parola di conforto. Parola di conforto? Meno male che la partita è finita, cioè nel senso che dovrebbero adesso cominciare a pensare alla prossima, e nella prossima partita devono far vedere quello che non hanno fatto vedere nella partita contro il Latina, anche perché Torre del Greco è un altro di quei campi che vi raccomando, cioè nel senso che non è che sono lì con rose e fiori appena entrano i giocatori. Sono con i del Catania. coralli in mano. Anzi, diciamo che ci aspettano Coralli nella fionda. ci aspettano ben forniti da questo punto di vista. Quindi lì o si impegnano oppure corrono il rischio di fare una figura ancora più magra e barbina rispetto a quella fatta con il Latina in casa. Davanti, lo voglio ricordare, sempre a circa 18.000 spettatori che tifavano soltanto per il Catania. Adesso due messaggi ancora. Sì, ho un telespettatore che dà un consiglio all'allenatore toscano e dice: Toscano, cambia modulo, fai 4-3-3 per recuperare la stagione. Fino a oggi regalati tutti i primi tempi, ora basta. Fai vedere di che pasta sei nei momenti di difficoltà. Lo scrive Tony Neri. Buonasera, c'era una volta il mediano, ormai le squadre diventano i padroni assoluti del centrocampo. Una vita da mediano, come dice Ligabue, la canzone. Buona serata da Fabio. Se vuoi continua, Angelo, perché ne ho basta, tanti. ci fermiamo un attimo perché dobbiamo vedere il calendario e il prossimo avversario. Poi magari in chiusura torniamo di nuovo da te, Giulia. Allora, calendario, Giulia. Il calendario lo vediamo sempre insieme e il Catania gioca con la Turris giovedì 31 ottobre alle ore 20:45. Domenica 3 novembre ore 19:30 Catania-Messina. Domenica 10 novembre ore 19:30 Crotone-Catania. Venerdì 15 novembre ore 20:30 Catania-Trapani. Insomma, un bel filotto di partite. Ascolta che quando abbiamo parlato di questo filotto di partite, prima ancora di arrivare alla prossima di Catania Turris, avevamo detto che in realtà il filotto di partite che aspettava il Catania, che attendeva il Catania, cioè con un Foggia tutto sommato Latina, potevano essere foriere di buoni risultati e punti molto importanti. Tu hai dimenticato semplicemente che questo è il campionato di Serie C. Ho dimenticato che probabilmente, io non ho dimenticato, Angelo, che è il campionato di Serie C, probabilmente qualcuno ha dimenticato di ricordare ai giocatori del Catania che questo è il campionato di Serie C, non io, perché io questo campionato lo conosco e lo ricordo, così come lo conosce benissimo Toscano e come lo conosce benissimo la squadra del Catania, o quantomeno buona parte di loro. Ma tanti hanno giocato i campionati di Serie C, li hanno vinti questi campionati. E allora ma che hanno dimenticato, ancora, forse hanno giocato in un altro girone, non hanno fatto questo girone probabilmente. È ancora più grave quello che è accaduto a Foggia e quello che è accaduto grave non c'è niente di grave nel calcio, attenzione, sia chiaro. Tutto è reparabile ancora in considerazione del fatto che siamo proprio perché siamo all'11ª giornata. Però è grave che una squadra così esperta, un allenatore così importante, e reputo il migliore che la categoria o tra i migliori ci può consegnare, abbia fatto dimenticare alla squadra che a Foggia si gioca in un certo modo, quando si affronta il Latina si gioca in un altro modo e poi magari quando ci si confronta con le grandi si può anche sfruttare il bel calcio. Ma prima di tutto, quando si gioca con queste squadre e a Torre del Greco sarà una partita ancora complicata. Sappiamo, Michele ha detto che è un campo particolare. Vogliamo vedere i dati della Turris? Così anche sì, vediamo il prossimo inquadrare lo stato di forma. Il mitico Scacca Barozzi. Esatto. Una vecchia conoscenza, è chiaro, vecchissima conoscenza. Torniamo sulla tra i miei giocatori preferiti della avversario, sì, che ha giocato 11 partite, di cui 3 vinte, 4 pareggi,
4 sconfitte, 6 gol fatti e 12 gol subiti. I marcatori sono Giannone con 2 gol, Morrone 1 gol, Onofrietti 1 gol, Pugliese sempre 1 gol e Scaccabarozzi anche lui con 1 gol. Questo è, diciamo, il diagramma dell'avversario perfetto del Catania, cioè è il diagramma della squadra che può mettere davvero in difficoltà il Catania, così come era il Latina ieri. È una squadra che non segna mai praticamente. È una squadra che non segna mai, che prendono imbarcata di gol. Latina viene ieri con 4 sconfitte consecutive. Questi segnano poco e insomma, non hanno dei grandi riferimenti offensivi. C'è l'eterno Giannone. C'è l'eterno Giannone che continua. Che calcia bene le punizioni. Non vorrei che anche in questo caso sia davvero un'altra di quelle partite che resuscitano determinati avversari, perché poi dopo non me lo aspetto, Angelo, sinceramente io mi aspetto invece una reazione di un certo tipo del Catania sia giovedì che poi domenica contro il Messina. E domenica perché io credo che queste 2 partite siano il banco di prova per dissipare i dubbi magari per della partita di ieri e per iniziare un percorso consono alle ambizioni di tutti. Lo vogliamo dire che questa partita Catania-Messina viene trasmessa in diretta, in chiaro per i nostri telespettatori? Lo abbiamo detto, lo ribadiamo anche stasera perché domenica 3 Patanè, fra 6 giorni. A partire dalle 18:30, quindi con un prepartita di 1 ora, andremo in diretta. Michele, vieni con me allo stadio? No. Ti prego. Fammi finire. Abbiamo un'ora di tempo. Ricordiamo l'appuntamento, 18:30 di domenica 3 di novembre, ci sarà Catania-Messina in diretta su Telecolor in chiaro, quindi praticamente accendete la vostra televisione e vedrete serenamente gratis, vedete serenamente il derby tra il Catania e il Messina. Ci sarà un'ora di prepartita, i 90 minuti raccontati da Patanè e da Carlo Breve, il post partita, anche quello più lungo, faremo 4 ore forse, 4 ore abbondanti, 4 ore sicuramente abbondanti di partita, quindi cominciamo alle 18:30, finiremo 10:30, 22:30, 23, lui rimane qua perché poi alle 4 del mattino ci mancherebbe ha altro. subito già i primi Questo è quello che ci aspetta per questa produzione straordinaria che la nostra rete, che non sarà l'unica, che la nostra rete, quindi la nostra proprietà, l'editore, garantisce con uno sforzo importante ai nostri fedelissimi siamo riusciti a far innamorare il nostro editore del calcio e di questo progetto del Catania. Io vorrei che davvero, visto che è un amore che è scoccato da poco, soltanto 35 anni, sotto un profilo generazionale, quest'anno il Catania riuscisse a premiare anche gli sforzi di chi come noi, perché se è vero che noi abbiamo a cuore le vicende del Catania, è giusto che anche chi è il protagonista sul campo si renda conto di quanti sforzi si facciano per portare un servizio così importante alla città, in una città affamata di calcio e che garantisce 18.000 spettatori anche per un Catania Latina che in altre latitudini del calcio avremmo visto io, tu, Michele e forse Vagliasini, se non era alla sagra dell'Ossobuco. Allora, dobbiamo fermarci, vorrei andare di nuovo da Giulia per un paio di messaggi, abbiamo 30 secondi, una quarantina di messaggi, no, di secondi a disposizione. Esatto. Attenzione, Toscano ha detto che la sconfitta serve per imparare e se le prossime 2 partite alla portata non si vinceranno, saranno i giocatori che hanno problemi di apprendimento oppure chi insegna non sa farsi capire. Antonio da Trecastagni. Allora, 2 partite alla portata lo stabiliranno i giocatori del Catania se possono diventare partite alla portata. Vediamo un attimo, altro messaggio. Con la speranza che passi, perché non rimettere in rosa Chiricò? Una domanda al volo. No, un giocatore che reputo che sia solo in attesa della prima di gennaio. Io penso che l'ultimo dei giocatori che può rientrare casomai potrebbe essere proprio Chiricò. L'ultimo messaggio, l'ultimo proprio. Sì, c'era un telespettatore non che aveva... sarebbe fisiologico poi neanche tutto sommato la squadra che c'è. No, ma non c'è... Non mi distrarre Giulia che poi perde il messaggio. Perde il
messaggio. Comunque questo telespettatore ha trovato la soluzione. Sì. Carmelo scrive: buonasera, ne feci una macumba. È da 10 anni che siamo anniati in questa categoria. Forza Catania. Per lui è la macumba. Grazie Giulia. Ok. Angelo, volevi dire qualcosa tu? No, io volevo dire semplicemente questo fatto che il Catania è da 11 anni in Serie C non è che sia una grandissima novità. Il Catania è abituato a stare in questa categoria. Non è il Catania, forse l'abitudine non ce l'ha a stare in altre categorie. Quindi non dimentichiamo, l'habitat naturale del Catania probabilmente in questo momento è proprio la Serie C. E siccome la Serie C è il campionato più difficile in assoluto di tutti i campionati, secondo me, del mondo, perché io non trovo un campionato più complesso di quello della Serie C. Una promozione per girone, cioè, niente, una cosa folle da altre questo devono punto di fare vista. la Champions Purtroppo League. si devono verificare tante cose per poter vincere un campionato di Serie C. Incrociamo le dita allora, amica. Possiamo incrociare tutto Ancora quello c'hanno che vuoi tu. 27 partite. Ah, dai. mi sono 27 minuti, non ci sono più 27 partite. Abbiamo finito. Grazie Giulia. Grazie a voi. Grazie, per cugini. averci seguito. Grazie ragazzi, una buona serata. Ringrazio Ma il siamo in signor onda Micale. giorno 1, giusto che è rosso? Ci siamo, Ci siamo. tranquillo, ci siamo. Tutti i tecnici eccetera, stiamo chiedendo. Siamo tutti qui. Visto che è rosso tutti ci chiediamo, quindi è pagato Siamo doppio, giusto? tutti Anche Stramondo è qua giorno 1. Sì, anche Roberto, sì, dall'altra Benissimo. parte. Grazie ad Angelo Micale. Grazie a voi. Grazie ad Alessandro Buonasera. Salicini. Grazie a voi, grazie ad Angelo. Angelo Patanè. Dopo la sigla di Corner arriva la differita integrale della partita di ieri. Per chi ha voglia di vedere. Per chi ha voglia di vedere Catania Latina. Noi torniamo ovviamente con diretta stadio giovedì sera a partire dalle 20:15 per seguire per l'appunto la partita tra la Turris ed il Catania. Poi torniamo all'ora di pranzo di venerdì 1 novembre con anteprima Corner. Di sera alle 20:45 saremo Ma qui non con è Corner. finita, Non è perché finita poi arriviamo. perché di nuovo Poi torniamo domenica con domenica. la grande partita, il derby in diretta su Telecom Ci 18:30. voglio Grazie, abbiamo finito davvero. Buonanotte.